Monitorare il territorio e predisporre un'azione di coordinamento per affrontare le nuove emergenze patogene in agricoltura sono i temi affrontati nella sede della provincia dal consigliere delegato all'agricoltura Vincenzo Gottardo con la direttrice generale dell'Istituto Zooprofilattico Antonia Ricci. La preoccupazione maggiore è quella per la peste suina che rischia di mettere in ginocchio un intero comparto. Se da un lato la peste suina non ha conseguenze sull'uomo, dall'altro può distruggere interi allevamenti nel raggio di 10 km secondo le disposizioni europee. L'attenzione è rivolta ai cinghiali attraverso il lavoro di oltre 200 selle controllori operativi nell'area dei Parco Colli. Noi invitiamo i cittadini, l'invito che abbiamo fatto anche questa mattina, i cittadini che frequentano i colli per i più svariati motivi, chi per corsa, chi per correre in bicicletta, chi per fare semplici passeggiate. Qualora dovessero essere rinvenute delle carcasse di cinghiali è indispensabile chiamare subito l'ASL competente per le verifiche del caso. Oggi il settore dell'allevamento suino vale 35 milioni di euro all'anno per un totale di 267 allevamenti professionali in provincia di Padova. Penso per esempio ai prosciuttifici del Montagnanese, ma anche alle numerose aziende agricole di suini in tutta l'Alta Padovana. Ricordo primi fra tutti i comuni di Carmignano di Brenta, Gazzo, Campodoro. Sono comuni dove sono molto alti gli allevamenti e per cui si rischierebbe un danno molto grave anche per l'economia di quei territori. L'altro tema è quello della Vespa orientalis o calabrone killer che ha invaso il centro Italia e anche il nord-est e che è in grado di distruggere interi alveari di api. Quando si è in presenza di alveari anche di grandi entità ma anche di piccole entità, chiamare gli organi competenti. In questo caso stiamo ottimizzando una convenzione tra Vigili del Fuoco e associazioni di apicoltori proprio per rispondere alle esigenze sempre più frequenti dei cittadini che se li trovano in casa e alveari che vengono costruiti e realizzati in meno di 24 ore. Provincia di Padova e Istituto Zooprofilattico inoltre stanno vigilando anche sull'uso dei fertilizzanti dopo che è emersa la presenza in alcuni casi isolati di batteri della salmonella e della listeria. Degli studi molto recenti e anche molto importanti dell'Istituto Zooprofilattico dell'Università di Padova hanno dimostrato tracce di salmonella. Questo non deve avvenire, per cui l'approfondimento di questi studi porterà a capire quanto sia l'entità di questo fenomeno, ma comunque ripeto non è un fenomeno che crea allarmismi.